grosse operazioni anti-camorra e anti-'ndrangheta in Veneto in queste settimane sono solo all'inizio, ci saranno altre sorprese, a dirlo il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto. L'inchiesta sull''ndrangheta in Veneto, parla l'imprenditore trevigiano che grazie alla sua denuncia ha dato il via all'indagine della Procura distrettuale antimafia di Venezia. Dramma nella notte all'ospedale di Oderzo, dove una giovane mamma di Annone Veneto è morta poche ore dopo aver partorito il suo secondo figlio, un maschietto. La squadra mobile della questura di Pordenone ha sgominato una banda che spacciava eroina giovanissima, mestre era il crocevia. La politica economica della Cina nei confronti dei porti europei fa discutere e preoccupa anche in Veneto. Il governatore Zaia dice no a nuove forme di colonizzazione. Importante riconoscimento della città di Treviso al gruppo Media Nord-Est e alla famiglia Giannakopoulos che sabato riceverà il Totila d'Oro. Basket, niente da fare per l'Umana Reyer che con l'ultima sfida di Champions League è stata battuta finendo questo percorso. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia. In apertura dunque anche questa sera le operazioni contro le infiltrazioni mafiose in Veneto, perché dopo il blitz di ieri parla oggi il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, che dice le grosse operazioni anti-camorra e anti-'ndrangheta di queste settimane sono solo all'inizio, ci saranno altre sorprese. È inevitabile che ci siano altre sorprese perché siamo all'inizio di un filone che è appena iniziato, insomma. Il 19 febbraio 50 arresti per camorra, il 12 marzo altri 27 per 'ndrangheta, numeri impressionanti, inimmaginabili perlomeno ai più fino a poco tempo fa e che oltretutto, secondo il prefetto di Venezia Vittorio Zappalorto, sono probabilmente destinati a crescere. Le organizzazioni malavitose sono oramai considerate una presenza assodata in Veneto e nel veneziano. Probabilmente c'è stata anche molta ingenuità, facilità, faciloneria, che poi pian piano si è tramutato in queste situazioni, ma sono, per quanto mi riguarda, delle infezioni che una volta scoperto il problema e stiamo trovando gli antibiotici, verranno assolutamente curate. Sul fatto che la maggior parte del tessuto economico e sociale sia sano concordano tutti, ma ciò non toglie che una parte, seppure estremamente minoritaria del territorio, si sia dimostrata priva degli anticorpi necessari. C'è tanta ingenuità anche nel Veneto, nella popolazione, un po' di forse anche di superficialità. Abbiamo forse un po' sottovalutato, ecco, queste persone e certi affari. L'importante è che insomma, adesso ci siamo arrivati, adesso abbiamo la certezza che le cosche calabresi, napoletane o siciliane hanno un interesse per il nostro territorio e sono riuscite anche a penetrarlo. Adesso ai nostri microfoni parla l'imprenditore trevigiano che per primo con la sua denuncia ha dato di fatto il via all'inchiesta della Procura distrettuale antimafia di Venezia. Beh, abbiamo ancora paura, non è finita qua. Sicuramente adesso loro non ci sono, ma sono come la gramigna, noi abbiamo paura, abbiamo tanta paura. La paura non abbandona Stefano Venturin, l'imprenditore trevigiano che per primo con la sua denuncia ha dato il via all'indagine contro l''ndrangheta in Veneto. Racconta come nel dicembre 2012 tramite una terza persona abbia incontrato Sergio Bolognino tra gli arrestati nell'inchiesta della Procura di Venezia. Questi Bolognino all'inizio sembravano delle persone, lavoratori, brava gente che ti dava una mano. Qualche mese più tardi Venturin decide di acquisire un'azienda di Galliera Veneta. Bolognino si fa avanti e dice di voler partecipare alla trattativa. Se entra qualche socio mette la sua parte. Lui ha detto non c'è nessun problema, io metto la mia parte che è circa 400-500 mila euro. A un certo punto un giorno arriva il signor Bolognino con suo fratello Sergio e con un altro signore e mi mette sopra il tavolo i soldi che io gli ho chiesti. Ma i soldi che ho chiesto erano soldi in contanti, cioè erano dei 400, 500, non neanche contanti perché ho respinto subito il pacco e dicendo che io quei soldi non li avrei mai accettato. Mi ha detto tu non sai cosa hai fatto e non sai con chi ti sei messo contro. A quel punto inizia l'incubo.
e hanno iniziato a minacciarmi, finché un giorno io gli ho detto: guardate, questa è la mia azienda, le quote sono mie, ve ne andate via. E da là è peggiorato le cose, praticamente una sera mi hanno preso e mi hanno sequestrato in un ufficio di questa azienda dalle 7 del pomeriggio, dalle 7 di sera fino alle 10 e si vedeva che sotto la giacca aveva una pistola, perché me la faceva sentire anche. Sono attimi drammatici. Io non sapevo proprio come poteva andare a finire. Ha pensato di morire? Quella sera del sequestro sì, pensavo di fare veramente una brutta fine. Durante il sequestro, racconta Venturin, mi hanno ordinato di andare da un notaio per fare una procura irrevocabile a vendere delle quote, altrimenti. Perché se no noi ti facciamo fare una brutta fine a te e a tutta la tua famiglia, soprattutto a tuo figlio. Il giorno dopo, spiega ancora Venturin, ho fatto la procura, ma all'indomani abbiamo creato una società nella quale sono state spostate tutte le quote per annullare la stessa procura. Come se ne sono accorti, sono venuti in azienda, mi hanno menato, mi hanno fatto fare 17 giorni di prognosi. A quel punto Venturin non ha più dubbi e decide di denunciare tutto. Davanti a un pestaggio, davanti a una faccia insanguinata, davanti soprattutto alle minacce del figlio, perché quando i ragazzi ce li hanno tolti da addosso, me li hanno tolti da addosso, c'era il bolognino che gridava: guarda tuo figlio che adesso mandiamo qualcuno a ammazzartelo. Dopo i blitz contro le infiltrazioni mafiose che hanno portato alla luce un coinvolgimento del mondo imprenditoriale veneto, Venturin dice: in Italia l'imprenditoria non viene più di tanto aiutata, per cui bisogna arrangiarsi. Si va in mano a questa gente qua e questa gente qua, quando ti viene dentro l'unica cosa che sa fare è rovinarti. Va. E ad un imprenditore che decide, magari perché in crisi, di rivolgersi alle persone sbagliate, Venturin raccomanda: è meglio perdere tutto che andare incontro a questa gente qua, perché questa gente qua ti fa perdere tutto lo stesso, perché perdi tutto lo stesso e ti tiene anche sotto scacco. Le operazioni di questi giorni hanno anche evidenziato un problema di connivenza tra mafia e imprenditoria locale. Su questo fenomeno si è espresso anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. C'è un problema culturale, io penso che bisogna rivedere anche tutte queste leggi del confino, per esempio, perché se poi tu sai che certe persone sono proprio marce e le porti magari in tessuti locali dove c'è meno attenzione, rischiamo poi magari di creare contagio. Imprenditori veneti vittime della criminalità organizzata, ma anche imprenditori veneti complici della criminalità organizzata, due posizioni a volte dal confine molto labile e incerto. La scelta di uscire dalla legalità può essere dettata da 1000 motivi. Secondo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che parla da imprenditore, anche da una situazione di crisi che bisogna però sapere affrontare in un altro modo. Dobbiamo imparare invece ad accettare anche il nostro fallimento. Se il fallimento è una cosa non cercata, tu prendi i libri e li porti in tribunale. Non sei un delinquente, sei semplicemente un fallito. Culturalmente per noi, per alcune persone è una grande vergogna e fanno di tutto perché questo non succeda. Così si ficcano veramente completamente fuori strada, si perdono la loro anima, spesso perdono la loro famiglia, perdono i loro cari, diventano essi stessi un problema di marciume. Bisogna saper dire di no a ogni occasione di illegalità, di no forte e chiaro. La parola ora passa alle aule di tribunale, conclude Brugnaro, ma intanto da queste indagini arriva anche un segnale molto forte. C'è tutta la giustizia a cui noi assolutamente ci affidiamo per capire chi è colpevole e chi è innocente, e per cui sul fatto di fare giudizi questo spetta proprio a un organo dello Stato preciso che è la magistratura. Per quanto riguarda il Veneto è un'occasione in più per testimoniare l'idea della legalità forte. In Veneto se uno ruba viene indagato. Lasciamo questa pagina dedicata all'operazione contro l''ndrangheta in Veneto, continuiamo con la cronaca e con il dramma che si è consumato nella notte nell'ospedale trevigiano di Oderzo, dove una giovane mamma è morta poche ore dopo aver partorito il suo secondo figlio. Morta 4 ore dopo aver messo alla luce il suo secondo figlio, un maschietto. Il dramma nella notte all'ospedale di Oderzo, dove una donna di 34 anni, originaria della provincia di Lecce, Francesca Schirinzi, giovane estetista residente con il marito Antonio Giordano a Dannone Veneto, in provincia di Venezia, ha partorito il figlioletto sano e vitale poco dopo l'1:30. Un parto indotto alla 38ª settimana perché la donna presentava una pressione leggermente alta. Tutto è filato liscio, ma un paio di minuti dopo la nascita del piccolo, Francesca è andata in arresto cardiaco. Rianimata e sottoposta a una serie di accertamenti, è stata condotta in sala operatoria per la ricerca e l'eventuale controllo delle cause di un sanguinamento vaginale. Successivamente è intervenuto un ulteriore
arresto cardiocircolatorio con un'emorragia per la quale si sono messi in atto tutti i presidi necessari e la paziente è stata portata anche in sala operatoria proprio per fare una revisione più approfondita del proprio stato clinico. Purtroppo al terzo arresto cardiocircolatorio non è stato più possibile recuperare la donna e quindi abbiamo dovuto constatare il decesso. Sono stati i medici a dare la terribile notizia al marito. Il marito in particolare è stato subito avvisato della drammaticità degli eventi, abbiamo offerto il nostro supporto psicologico, stiamo appunto adesso vedendo di dare del personale qualificato che lo possa aiutare in questo momento così tragico. Vicinanza alla famiglia e all'equipe sanitaria è stata espressa anche dal direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi. Gli stessi sanitari hanno avviato tutte le verifiche interne per andare a fondo delle cause e delle circostanze della morte della 34enne, già mamma di una bambina di 3 anni e mezzo. Certamente noi vogliamo capire cosa è successo, tant'è che è già stato chiesto il riscontro diagnostico per chiarire la situazione. È ovvio che qualora l'autorità giudiziaria dovesse manifestare interesse per il caso, la salma rimane a disposizione e quindi sarà compito di altri di chiarire cosa è successo. Contemporaneamente comunque noi internamente abbiamo avviato e stiamo conducendo un'indagine interna per verificare che siano stati osservati tutta una serie di protocolli e di attività correlate alla gestione del rischio clinico e per la prevenzione appunto di eventi di questo genere. Adesso incidente mortale che si è registrato a Codevigo nel Padovano. Schianto mortale ancora una volta lungo la strada dei pescatori a Codevigo, a perdere la vita un 34enne di origini moldave residente proprio a Codevigo. L'uomo era alla guida della sua Audi quando attorno alle 19:30 si è scontrato con un furgone all'altezza del bivio con via Tito Livio. Alla guida dell'autocarro un 44enne di Piove di Sacco. Nell'incidente ad avere la peggio è stato il moldavo, residente da 10 anni in Italia, che è stato immediatamente trasportato all'ospedale di Piove di Sacco in gravissime condizioni, ma circa 2 ore dopo è spirato. La dinamica è in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto con i vigili del fuoco per i rilievi. La vittima abitava nella frazione di Cambroso e faceva il falegname in un'azienda del Veneziano. Al momento del tremendo impatto si stava dirigendo verso Piove di Sacco per prendere il figlioletto di 13 anni che aveva terminato da poco gli allenamenti con la squadra di calcio. Ci fermiamo adesso per una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in diretta, c'è ancora la cronaca in apertura di questa seconda parte del nostro telegiornale con la squadra mobile di Pordenone che ha sgominato una banda che spacciava eroina a giovanissimi. Mestre era il crocevia. Spacciavano eroina, cocaina e hashish nel centro di Pordenone e nei parchi, destinata a giovanissimi. La polizia di Pordenone ha sgominato una banda di richiedenti asilo, giovani e disoccupati localizzati tra Milano e Mestre. L'indagine è iniziata al termine dell'estate scorsa quando appunto tutte segnalazioni di giovani che si trovavano appunto in centro e incuranti dell'intero giorno anche del passaggio di persone cedevano degli involucri sospetti. Aveva individuato anche dei propri canali di fornimento di stupefacente, quindi avevano fidelizzato questi canali, uno nell'Interland milanese e l'altro proprio a Mestre, Venezia Mestre, in zona stazione. Abbiamo fatto anche dei riscontri, abbiamo bloccato degli approvvigionamenti riscontrando appunto dei corrieri che erano tutti provenienti da Mestre a bordo del treno di macchine con appunto dosi di eroina. 3 i provvedimenti restrittivi in carcere nei confronti di 2 cittadini pakistani e un bengalese. Altri 2 provvedimenti cautelari riguardano un nigeriano e la sua fidanzata italiana. Secondo quanto è stato accertato dagli investigatori, sarebbero decine di migliaia di euro gli introiti che il gruppo si assicurava dallo spaccio. Le indagini sono state svolte con l'ausilio di equipaggi il reparto prevenzione crimine di Padova, unità cinofile e l'elicottero del 10° reparto volo di Venezia. Altro arresto a Spinea, dove i carabinieri hanno scoperto 2 fratelli di nazionalità nigeriana di 23 e 28 anni, entrambi richiedenti asilo. Nascosti tra i mobili del loro appartamento sono stati trovati 5 involucri di circa 50 grammi contenenti eroina, oltre ad altri 10 sparsi su un piattino e pronti per essere tagliati e successivamente spacciati.
La politica economica della Cina nei confronti dei porti europei fa discutere e preoccupa anche in Veneto, dove il presidente Zaia dice no a nuove forme di colonizzazione. È una nuova forma di colonizzazione, cioè prendiamone atto, è una nuova forma di colonizzazione. I cinesi hanno invaso l'Africa, lo faranno anche con l'Europa, lo stanno facendo con i nostri porti. Noi non dobbiamo credere che i mercati siano ancora medievali, però è pur vero che dobbiamo creare gli anticorpi e difendersi da questa invasione, ovviamente investendo direttamente e credendo in alcune sfide, magari sfide nelle quali non si è creduto fino ad oggi. È un progetto che potrebbe nascondere il rischio di un'egemonia non solo commerciale, la vasta operazione che vede la Cina acquistare grosse partecipazioni nei porti europei. Un conto sono gli accordi commerciali, spiega il presidente dell'autorità portuale di Venezia Musolino, e Venezia ha siglato un memorandum d'intesa per potenziare i traffici con il porto del Pireo, controllato dal colosso pubblico cinese COSCO. Altro invece è la penetrazione cinese nel sistema portuale, che chiama in causa il governo nazionale. C'è il rischio di perdere di vista alcuni aspetti importanti rispetto alla gestione strategica delle nostre infrastrutture, ma io direi che questo è un paese forte, articolato, che ha molti corpi intermedi, che ha molti soggetti, ha un'industria molto forte, quindi saremo e siamo sicuramente in grado di gestire la questione tutelando l'interesse nazionale, particolarmente magari inseriti in un contesto europeo. E perché ci sia una nuova politica economica nazionale che metta al centro i porti e il presidente Zaia. A me sembra che la sfida della portualità sia una grande sfida, che è quella dell'intermodalità, che è quella ovviamente di una mobilità delle merci in territori come i nostri che non possono prescindere dalla portualità. Avere i porti in mano a stranieri vuol dire avere l'economia in mano a stranieri. Voltiamo pagina, parliamo di noi con l'importante riconoscimento da parte della città di Treviso al gruppo Media Nord-Est e al suo amministratore unico Filippo Yiannakopoulos, che sabato riceverà il prestigioso Totila d'Oro. Per l'importante presenza nel territorio e per la capacità di raccontare la città, vivendo la sua trasformazione a fianco dei trevigiani e documentandone l'evoluzione con serietà, professionalità e impegno. Con questa motivazione lo scorso dicembre il sindaco di Treviso Mario Conte consegnò all'amministratore unico del gruppo Media Nord-Est Filippo Yiannakopoulos un premio per festeggiare il traguardo dei 40 anni di Antenna 3. E sabato mattina alle 11 nella splendida cornice dell'Auditorium di Santa Caterina la famiglia Yiannakopoulos riceverà un riconoscimento ancor più significativo, il Totila d'Oro, la più importante tra le civiche benemerenze previste dallo Statuto del Comune di Treviso, che viene assegnata dal sindaco a personaggi, enti, società ed istituzioni che con la loro attività e con la loro opera illustrino ed onorino la città di Treviso. E in questo senso si è voluto riconoscere e premiare lo sforzo di raccontare la quotidianità della città e del territorio, sforzo che l'amministratore unico di Media Nord-Est, che comprende anche Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 Trieste, si era detto determinato nella cerimonia di dicembre a portare avanti. L'impegno che mi prendo io dal punto di vista editoriale di dire che per i prossimi 100 anni Antenna 3 sarà a servizio della cosa più importante che abbiamo, cioè il cittadino. Il Totila d'Oro coronerà i festeggiamenti per i 40 anni di Antenna 3, storica televisione trevigiana. Sul palco di Santa Caterina sabato saliranno poi anche la famiglia Francescato, che per Casugana ha regalato e regala ancora alla città di Treviso e all'Italia del rugby, campioni di sport e di vita. E infine Don Canuto Toso, fondatore dell'associazione Trevisani nel Mondo, che da sempre è impegnato nella tutela dei diritti degli emigrati trevigiani. Siamo allo sport basket con l'Umana Reyer che esce definitivamente dalla Champions League. Non è bastata una grande prestazione da parte degli Orogranata, che contro Novgorod hanno perso 84-66, concludendo il loro percorso in Champions League. Ho detto ai giocatori che abbiamo giocato una grande partita, forse una delle migliori partite che abbiamo giocato per atteggiamento. Credo che abbiamo avuto la possibilità di arrivare fino a 21-22 punti e avremmo avuto anche la possibilità forse di ribaltare questa partita, sarebbe stata un'impresa incredibile. Abbiamo giocato credo un grande girone di Champions, facendo un passettino avanti rispetto allo scorso anno. Purtroppo la formula è così, chiudiamo con 11 vittorie e 5 sconfitte, con tante partite vinte. Abbiamo sbagliato una partita, purtroppo quella di Novgorod, e questo è il risultato, ma
ci portiamo dietro una grande partita stasera. Amarezza nelle parole di coach De Raffaele, soprattutto per quanto riguarda l'arbitraggio. Non voglio parlare dell'arbitraggio perché se no verrei accusato di essere ridicolo, di non sapere come funzionano le cose, ma ci sarebbe da aprire un capitolo. Diciamo solo che ho detto agli arbitri che spererei di averli ogni volta fuori casa. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con 20:10 in studio Stefano Pelloni del Partito Democratico e Marina Aliprandi di Fratelli d'Italia. Insieme si parlerà di autonomia e legittima difesa. Da Venezia è tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Ancora tempo in prevalenza stabile sul Triveneto, tuttavia con una maggiore nuvolosità. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 14 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, specie al mattino. Più nubi invece a partire dal pomeriggio, con cielo spesso coperto e non si escludono dei piovaschi sul Bellunese. Temperature minime in calo tra -3 e 2 gradi, massime comprese invece tra 11 e 15 gradi. Anche sul Friuli Venezia Giulia il sole sarà prevalente al mattino, ma nella seconda parte della giornata il cielo tenderà a coprirsi, specie sui settori montuosi dove potrà verificarsi anche qualche piovasco. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 12 e 13 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui sarà soleggiato specie al mattino ma con locali nevicate sui settori di confine a quote medio-basse. Qualche fiocco di neve sarà possibile anche sulle aree meridionali della nostra regione. Temperature minime intorno a 1 grado, massime comprese invece tra 12 e 13 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.